Allora, sono quasi le 19, quindi ehm, un benvenuto a tutti. Io sono Katia Amoroso dell'Associazione Veneto Segreto. Con qualcuno di voi ci siamo visti a qualche evento. È un piacere, diciamo, accogliervi in questa serata che speriamo, diciamo, possa essere davvero un momento anche per voi di svago culturale e artistico, anche se da casa. Siamo veramente molto soddisfatti perché, c'è stata una bellissima adesione a questo corso, in poco tempo, il che ci fa, davvero, come dire, immaginare di essere sulla buona strada. Ci dispiace ovviamente appunto non potervi vedere, quindi è una come dire, è una visita e sono dei seminari virtuali, ma, comunque diciamo è necessario per avere un buon livello di connessione. Per qualsiasi comunque, necessità, domande, dubbi, vi invito a scrivere nella chat oppure nella funzione domanda e risposta. Per agevolare diciamo la lezione, il seminario di Alice, vi chiediamo di, fare tutte le domande, durante la lezione, ma Alice vi risponderà solo alla fine, in modo da, ecco, rientrare nel tempo che abbiamo dedicato a questa lezione. Quello che vi vorrei raccontare è solo il perché di questo corso e da cosa è nata questa idea. L'anno scorso, cioè l'anno scorso a dicembre appunto dell'anno scorso, inizio di quest'anno, abbiamo programmato un corso con il Palladio Museum, Capire l'architettura, con professor Francesco Marcorin, a metà corso avevamo 6 lezioni in programma, a metà corso appunto, a causa della quarantena, imposta, abbiamo dovuto fermare, le lezioni dal vivo, anche perché eravamo in un'ottantina, quindi pensate bene che era davvero impossibile essere tutti insieme. Dopo qualche settimana, diciamo, di riflessione, abbiamo proposto il corso in, forma digitale, e c'è stato davvero un bel seguito, non solo dal punto di vista dei partecipanti, ma anche, proprio dal punto di vista come dire, dell'interazione che, eravamo riusciti a creare. Per cui, come dire, ci siamo detti che anche questa tipologia di corsi può essere, svolta in forma digitale, in forma virtuale, senza togliere, una parte anche di spontaneità, che c'è negli eventi dal vivo. Quindi, il nostro obiettivo è proprio questo, quello di ricreare un po' questa atmosfera. Ehm, il perché della Cappella degli Scrovegni, essenzialmente perché, come poi anche Alice vi dirà, perché lei lo vive sulla sua pelle in quanto guida, la Cappella degli Scrovegni è un capolavoro dell'arte mondiale e noi abbiamo la fortuna, di averlo in Veneto, però ahimè è uno di quei luoghi in cui, ci si può, fermare poco, quindi un tempo molto limitato, 15 minuti se non sbaglio. E quindi, diciamo questo è da un certo punto di vista è un limite, di questo luogo. E quindi la nostra idea è proprio stata quella di, come dire, trovare un luogo che, anche, in, tempi non Covid, sia, come dire, limitato nella sua fruizione, perché appunto il tempo in cui i visitatori possono rimanerci è davvero, davvero limitato. Quindi questo è il motivo poi per cui abbiamo scelto la Cappella degli Scrovegni. Ehm
Con Alice poi abbiamo poi strutturato questo corso cercando di sintetizzare i contenuti in 3 lezioni. Non è stata anche questa un'impresa semplice, perché in effetti Alice vi parlerebbe per ore e ore e ore infinite della Cappella degli Scrovegni, ma noi questa sera cercheremo di rimanere nei tempi. Abbiamo un'ora e mezza di tempo. Esatto, 1 ora e mezza di tempo. Allora dunque sento Annalisa parlare e quindi provo a disattivarla. Ecco, lascerei la parola quindi ad Alice Cavatton, che è una guida che, con la quale lavoriamo da davvero molti anni. Fatto per mi hai beccato 2 secondi. Sì, Allora, insomma, che innanzitutto il allora telefono perché vi chiedo cortesemente di silenziare il microfono. Dovrei averlo già ho fatto appena io brussato in nella ca automatico, però ecco, quindi Alice ci segue da molto tempo, è una guida davvero esperta del territorio, e il territorio di cui è esperta è molto ampio, perché con lei facciamo visite davvero ovunque, da Monselice a Cittadella, a Padova, a Vicenza, quindi davvero percorre tanti tipi di luoghi, tanti tipi di itinerari, e ha un approccio molto originale, ed è il motivo per cui abbiamo scelto lei per questo corso. Ecco, io vi lascio, tolgo il video e vi lascio nelle mani preziose di Alice. Buon corso. Grazie, grazie Katia delle belle parole e buonasera a tutti, anche se non vi vedo, però ho comunque il piacere di condividere con voi questa prima serata di un ciclo di lezioni che insieme a Veneto Segreto abbiamo strutturato, abbiamo pensato. È vero che collaboro da un paio d'anni, dal 2017 credo, con Veneto Segreto. Devo dire che ho fatto un po' di difetto virtù, come dico spesso durante i miei percorsi. Vivo nella bassa padovana e mi sono specializzata soprattutto per quanto riguarda le città murate e il Medioevo, però bisogna dire che tutto è iniziato a Padova, perché sono diventata guida turistica di Padova nel 2007, quindi è passato un po' di tempo e Padova è comunque la mia casa, è il luogo dove ho fatto l'università e dove ho ottenuto l'abilitazione. Ho anch'io dei miei perché che mi hanno spinta a proporre il corso a Veneto Segreto. Innanzitutto bisogna dire che tutto parte con il lockdown. Anch'io, come tanti di voi immagino, mi sono trovata alle prese con le preoccupazioni della famiglia, ma nello stesso tempo circondata da tanti libri e con tanto tempo a disposizione, per cui ho dedicato gran parte del tempo a delle letture che erano accantonate da un po' e quindi mi sono concentrata sulla Cappella degli Scrovegni, ecco, e riprendendo in mano anche dei volumi che avevo, delle pubblicazioni, dei saggi e così via. Mi sono resa conto di quanto sia stato scritto rispetto alla Cappella degli Scrovegni, di quanto ancora si possa scrivere senza considerare tutto quello che è presente anche online, che è pubblicato anche sulla rete. E nello stesso tempo mi sono resa conto di quanto noi guide ci troviamo effettivamente in difficoltà, di quanto noi guide in qualche modo soffriamo quando abbiamo dei percorsi che coinvolgono la Cappella degli Scrovegni, perché appunto il tempo che ci è lasciato a disposizione è veramente poco. Il tempo è sempre tiranno quando si fa questo lavoro, perché si vorrebbero dire tante cose, però per quanto riguarda la Cappella degli Scrovegni questi 15 minuti insomma finiscono veramente troppo presto, sia che si abbia un gruppo condotto, sia che la visita sia individuale. Insomma, non facciamo appena in tempo ad entrare, ad essere coinvolti, ad essere quasi travolti dalla bellezza degli affreschi di Giotto, che la campanella suona e il tempo è già esaurito, insomma.
Per cui ho fatto questa proposta a Veneto Segreto di provare a raccontare in modo semplice, informale, con un linguaggio anche più, con un linguaggio diretto e non tecnicistico, perché non sono storica né storica dell'arte, quindi questa non è la mia competenza. E Veneto Segreto, che è abituato da tempo, diciamo, a proporre delle visite inusuali anche per quanto riguarda la fruizione, ha colto questo mio invito. Quindi io ringrazio proprio per avervi e averci radunati tutti questa sera. Questa prima serata in realtà vi presenta la storia e il contesto di riferimento in cui si sviluppa la vicenda della costruzione e della decorazione della Cappella degli Scrovegni. Non ci sono molte immagini inerenti agli affreschi, perché saranno trattati durante la seconda e la terza lezione, ma il mio intento di questa sera era di descrivervi un po' il contesto di riferimento in cui si sviluppa la vicenda della cappella, cercando di andare al di là anche di un racconto che sia legato soltanto alla forma e al cromatismo. Perché se è pur vero che abbiamo la fortuna di avere nel nostro Veneto, vicino a casa per quanto riguarda i padovani, un patrimonio UNESCO per quanto riguarda la rivoluzione che Giotto ha saputo compiere, diciamo, per quanto riguarda la resa pittorica, per quanto riguarda la resa delle emozioni, anche la resa del reale, quindi la quotidianità, lo spazio prospettico. È vero anche che la cappella resta un esempio di fede, di liturgia e di religione, che è frutto di un ambiente particolare, appunto, che la per cui io vorrei iniziare direttamente con la prima immagine che ci mostra la cappella, così come noi la vediamo dall'esterno quando arriviamo a Padova. Volevo collocarla, diciamo, direttamente da un punto di vista geografico. La Cappella degli Scrovegni, che adesso vedete, si trova, per chi arriva a Padova, si trova nel tratto nord, settentrione di Padova, appunto, e come potete notare si tratta di un edificio che è molto semplice, che è molto contenuto nelle sue forme e nelle sue dimensioni esterne. È un edificio con copertura a doppio spiovente, vi è un ingresso che è decorato con una pietra bianca, vi è una trifora che è decorata con archi trilobati. Ci sono delle decorazioni, ci sono gli archetti tessili sotto cornice. È un edificio che appare molto semplice, diciamo, dall'esterno, eppure, pur nella sua piccolezza, all'interno ci presenta invece un vasto mondo. Diciamo che di fronte a un occhio magari distratto, magari che cammina veloce lungo il corso che si trova a fianco alla cappella, magari ad una visita, diciamo, frettolosa, potrebbe anche non essere subito notata, perché un po' si perde, diciamo, nel contesto dei giardini dell'Arena, nei quali appunto la cappella si trova. C'è anche un'altra immagine della Cappella degli Scrovegni che ve la mostra dal lato meridionale, un'immagine un po' diversa rispetto a quella a cui siamo abituati, però ve l'ho inserita per farvi vedere che la cappella è dotata di aperture e di finestre soltanto su questo lato. Sono 6 finestre nella parte centrale, poi ci sono anche delle aperture nella parte inferiore, che qui si vedono a metà, diciamo. Le finestre sono collocate soltanto su questo lato perché in corrispondenza del lato nord, quindi dalla parte opposta rispetto a quella che stiamo ammirando, vi era il grande palazzo, il palazzo nobiliare di Enrico Scrovegni. A dispetto delle dimensioni, la cappella all'interno ci svela un ciclo di affreschi
di grande portata pittorica. C'è un'altra immagine, la prossima immagine ve lo mostra, eccola qui. Sono le immagini più note per quanto riguarda gli interni della Cappella degli Scrovegni. Da una parte vi ho posto il Giudizio Universale, che si trova in corrispondenza della porta che un tempo era la porta di accesso per i fedeli, mentre dall'altra parte, un po' più piccola, voi potete notare l'arco trionfale, oltre il quale si apre l'area presbiteriale e l'abside. È vero che i numeri hanno un'importanza relativa, però qualche dato numerico volevo darvelo. La Cappella degli Scrovegni ha una lunghezza che non supera i 30 metri di lunghezza, appunto. Sono 20 metri circa per quanto riguarda l'aula rettangolare. Oltre a questa bisogna aggiungere l'area presbiteriale e poi l'abside, che si conclude in modo poligonale con 5 facce. È un edificio molto piccolo anche per quanto riguarda la larghezza, supera di poco gli 8 metri di larghezza e l'altezza massima è calcolata in 12,80 metri. A dispetto di queste dimensioni molto contenute, come potete notare, tutte le pareti sono dipinte, sono decorate ad affresco, sono stati calcolati circa 900 metri quadrati di decorazione pittorica. La decorazione si sviluppa su 3 fasce. Sono 38 riquadri ad affresco affrontati da un lato all'altro. Oltre a ciò bisogna aggiungere il Giudizio Universale, che occupa tutta la controfacciata della parete d'ingresso, diciamo, e poi vi sono le 14 immagini relative ai vizi e le virtù, che si trovano nello zoccolo inferiore, intercalate alternate da queste specchiature marmoree. Quindi non c'è un angolo, non c'è nessun brano di parete che non sia stato decorato da Giotto agli inizi del XIV secolo. In questo spazio che all'interno ci sembra enorme, Giotto di Bondone ha tradotto a pennello la storia della redenzione di Gesù Cristo, considerato a partire dalla sua preistoria, diciamo, perché sono state prese in considerazione anche le storie dei genitori di Maria, quindi Gioacchino ed Anna, fino ad arrivare alla Pentecoste, appunto. È nota la rivoluzione che Giotto ha reso possibile per quanto riguarda la sua capacità di trasferire appunto ad affresco la quotidianità, e il reale era dotato di una grandissima capacità di osservazione del reale, che è riuscito appunto a trasferire ad affresco unicamente ad una grandissima abilità e maestria tecnica per quanto riguarda l'utilizzo delle tecniche artistiche. Ecco, la Cappella degli Scrovegni, dovete sapere, è uno dei rarissimi esempi in cui tutte le tecniche pittoriche conosciute al tempo sono state mescolate insieme, sono state utilizzate, e soltanto la bravura di un grande maestro poteva esserne capace. La decorazione è ad affresco, è a tempera, è ad olio ed è a secco, appunto. La Cappella degli Scrovegni, come è comunemente noto, è stata voluta da Enrico degli Scrovegni, figlio di Reginaldo Scrovegni, agli inizi del 300, ed è stata intitolata a Santa Maria della Carità. Noi sappiamo che nel 1300, il 6 febbraio del 1300, Enrico Scrovegni acquista l'area, perché è conservato, diciamo, il documento che attesta l'acquisto di questo vasto terreno che si trovava in corrispondenza dei ruderi dell'antica arena romana, della Padova romana, dell'antica Patavium.
un'altra immagine, la prossima, che vi fa vedere appunto la cappella vista dall'alto e vi dà subito un'immagine molto evidente, molto limpida, anche dello spazio urbano che è occupato dalla cappella. Dobbiamo immaginare innanzitutto la cappella unitamente al suo palazzo, che si trovava sul fianco sinistro, il lato settentrionale. Perché la cappella è stata intesa, almeno inizialmente, appunto come oratorio privato e futuro mausoleo della famiglia degli Scrovegni, quindi era, diciamo, la cappella palatina del sontuoso palazzo di Enrico Scrovegni. Acquista lo Scrovegni l'area, un vastissimo possedimento che in realtà comprendeva un insieme di edifici che erano adibiti a diverse destinazioni d'uso. Vi erano delle stalle, vi erano dei magazzini, il grande spazio entro l'antica arena romana era occupato da orti, da giardini, probabilmente vi erano anche dei bagni caldi, e il proprietario di allora, il conte Manfredo d'Alesmanini, probabilmente permetteva ai padovani anche di accedere all'interno di questo parco e all'interno dei bagni pubblici. Il conte Manfredo d'Alesmanini probabilmente per esigenze di liquidità vende in toto tutto il suo vasto possedimento. Aveva realizzato anche in corrispondenza delle due porte d'accesso dell'antica arena. Qui ne vediamo una, quella che guarda, diciamo, verso i musei civici, era la porta Triumphalis, la porta d'accesso dell'antico anfiteatro romano, mentre verso il Piovego, quindi dall'altra parte, doveva esserci invece la porta da dove uscivano invece i gladiatori morti, quindi i gladiatori decaduti. In corrispondenza di queste due porte di accesso, il d'Alesmanini aveva anche realizzato dei torrioni o dei dongioni, che potete vedere anche cercando delle immagini inerenti all'antica arena di Padova, reperibili anche in internet, e in corrispondenza della porta ancora adesso si possono vedere anche delle tracce di merlatura, perché probabilmente era stato realizzato sempre dallo stesso d'Alesmanini anche un coronamento appunto di tipo guelfo sopra l'antico anfiteatro di Padova, che era stato costruito tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., misurava circa 134 metri di lunghezza nel suo asse maggiore e circa 100 metri di larghezza, quindi nel suo asse minore. Insomma, lo Scrovegni acquista tutta quest'area, demolisce il palazzo di d'Alesmanini e costruisce il suo palazzo, che oggi non vediamo più perché è stato abbattuto dagli ultimi proprietari nel 1827. Nel 1829 è stata abbattuta l'antica sagrestia della cappella e la cappella stessa minacciava appunto di essere demolita. Fortunatamente l'intervento del comune di Padova e della cittadinanza padovana l'ha salvata dal degrado, dall'incuria, e ha permesso appunto di restituirla alla contemporaneità, quindi anche a noi oggi. Ciò che vi potrà sembrare... c'è anche un'altra immagine, scusatemi, la successiva, eccola qui, che vi mostra appunto, si tratta di un'antica stampa dell'Ottocento che vi mostra un acquerello, più che una stampa, vi mostra appunto parte del palazzo dello Scrovegni annesso alla cappella, che era dotata anche di un portico che era stato realizzato nel 400 e poi successivamente demolito. Ciò che vi potrà sembrare strano è che non ci sono documenti inerenti la costruzione della cappella e la decorazione della cappella stessa. Ne sappiamo quali
quali e quanti artisti siano stati coinvolti e quanto tempo effettivamente, in quanto tempo le decorazioni siano state eseguite. Questo a dispetto della paternità appunto di Giotto. In realtà l'unico documento scritto che noi abbiamo è quello di acquisto dello spazio dell'antica arena, quindi il documento di acquisto da parte dello Scrovegni. Per il resto l'attribuzione a Giotto avviene grazie alla presenza di altre fonti, quindi altre cronache o menzioni dello stesso periodo, quindi degli inizi del Trecento, che citano la presenza, garantiscono meglio, la presenza di Giotto in cantiere. Ma non abbiamo nessun documento in cui Giotto certifichi l'incarico a decorare la cappella, quindi la committenza a Giotto, diciamo, né nessun altro documento inerente il suo pagamento. La datazione che è data, che è stata fatta, quindi la decorazione avvenuta tra il 1303 e il 1305, in realtà è vincolata ed esunta da altre informazioni certe che abbiamo, e con la prossima slide io vi ho fatto anche una piccola cronologia, diciamo, affinché sia più chiara la scansione e l'evoluzione della cappella, della costruzione della cappella. Insomma, noi sappiamo che il 6 febbraio del 1300 lo Scrovegni appunto acquista l'area dal conte d'Alesmanini. A febbraio del 1302, quindi 2 anni più tardi, abbiamo la concessione edilizia, si può dire, quindi il permesso a costruire la cappella, che viene dato da parte del vescovo di Padova Ottobono de Razzi, e già qui si evince, diciamo, un po' i buoni rapporti che la famiglia Scrovegni, che Enrico ha saputo mantenere con il clero. Al 1° marzo del 1304 noi abbiamo un importantissimo documento, che è la bolla papale di Papa Benedetto XI, che ci restituisce l'idea dell'importanza dei rapporti con il clero, la rete di rapporti e di relazioni che lo Scrovegni era riuscito a mantenere appunto con il clero, perché nel 1304 il Papa riconosce l'indulgenza plenaria a tutti coloro che avessero visitato la cappella durante le festività mariane, quindi in occasione della Natività, dell'Annunciazione, l'Assunzione e l'Annunciazione, appunto, un'indulgenza plenaria della durata di 1 anno e 40 giorni e della durata di 100 giorni, di 3 mesi, scusatemi, per tutti coloro che l'avessero visitata, che si fossero confessati e pentiti dei loro peccati nei mesi successivi, le festività mariane più importanti. Sappiamo poi che il 25 marzo del 1305 vi è la consacrazione della cappella nel giorno della festa dell'Annunciazione. Sappiamo anche che qualche giorno prima, 10 giorni prima all'incirca, lo Scrovegni Enrico aveva fatto una richiesta a Venezia di far arrivare appunto a Padova dei panni santi di San Marco, non dei tessuti pregiati di San Marco, ma dei panni considerati santi perché venuti a contatto con la reliquia, con le reliquie dell'Evangelista San Marco. Quindi questa richiesta specifica viene fatta molto probabilmente per glorificare ancora di più la cappella in vista della sua consacrazione. Però sappiamo da una lapide che è stata perduta che la cappella era già stata dedicata il 25 marzo del 1303, quindi 2 anni prima. Quindi si può parlare nel 1305 di una doppia consacrazione, di una riconsacrazione. Questa potrebbe essere considerata un po' come uno dei tanti segreti che riguardano la cappella degli Scrovegni, ma
secondo una delle ultime interpretazioni che è stata data dalla storica padovana e storica dell'arte Beatrice Autizzi, molto probabilmente nel 1303, quando Enrico Scrovegni dedica la prima volta la cappella a Santa Maria della Carità, vuole approfittare del passaggio in città a Padova di un cardinale, il cardinale Niccolò Boccasio, che sarà il futuro Papa Benedetto XI, cioè colui che riconosce poi l'indulgenza plenaria. Quindi non si fa perdere l'occasione di consacrare, dedicare la cappella durante il suo passaggio, e 2 anni più tardi riuscirà ad ottenere appunto l'indulgenza plenaria. Quindi questa cronologia ci serve un po' per collocare da un punto di vista storico la cappella, e anche per datare gli affreschi che vengono inseriti tra la prima e la seconda consacrazione, diciamo. E in soli 2 anni di lavori, un tempo comunque considerato e stimato molto breve, e un tipo di decorazione che doveva essere stata comunque eseguita da una squadra, da una bottega molto organizzata di artisti, con a capo un capomastro appunto molto pratico e abile anche nel gestire un gruppo di artisti. Gli storici hanno calcolato che la decorazione abbia occupato più di 600 giornate di lavoro, 625 giornate di lavoro, considerando le giornate, non la giornata di 24 ore, ma la porzione di affresco che poteva essere dipinta finché la superficie pittorica non si era appunto ancora seccata. E si calcola che Giotto fosse a capo all'incirca di una quarantina di artisti, quindi una bottega formata da una quarantina di maestranze. Giotto si trova a Padova nello stesso periodo per decorare la Basilica del Santo, la Sala del Capitolo e la Cappella delle Benedizioni. Questo per quanto riguarda il contesto storico, però ora arriviamo al protagonista principale del nostro racconto, che è appunto Enrico Scrovegni. Vi ho preparato una slide, la prossima, che ce lo mostra appunto attraverso una statua, una delle 2 statue che si trovavano, perché in realtà questa statua che ce lo presenta stante e in preghiera si trovava all'interno della sagrestia della Cappella degli Scrovegni, ma ora si trova all'interno, è stata portata all'interno dei musei civici. Un'altra statua che lo riguarda, e la vedremo più tardi, è la statua, un'altra raffigurazione meglio che lo riguarda, è la sua tomba, quindi il suo sarcofago che si trova murato in corrispondenza dell'abside. Questa statua è datata 1320 ed è quindi stata realizzata in un secondo momento circa rispetto alle decorazioni. Enrico Scrovegni è il protagonista principale del nostro racconto, perché si potrebbe dire che senza di lui, diciamo, noi non avremmo oggi la Cappella degli Scrovegni, e di sicuro non saremo qui a parlare del suo più grande affare. Chi era Enrico Scrovegni? Beh, è comunemente noto che lui fu un banchiere molto importante nella Padova di fine 200 e 300, anzi possiamo tranquillamente dire che fu uno dei banchieri più ricchi della città di Padova. Fu un grande affarista e fu anche un mercante. Ereditò un'immensa fortuna grazie al padre Reginaldo o Rinaldo o Rainaldo. Nel suo testamento lui cita Ser Rinaldo Scrovegni, che è considerato il capostipite delle fortune di famiglia,
Però Enrico stesso sarà poi responsabile nell'accrescere sempre di più le fortune che aveva ereditato. È sicuramente il membro più illustre della sua famiglia, soprattutto dopo la morte del padre, che avviene tra il 1289 e il 1290. L'eredità viene suddivisa tra Enrico, il fratello Manfredo, le sorelle e un nipote, però tra tutti noi conosciamo soprattutto appunto Enrico, in virtù anche della sua volontà di far costruire la Cappella degli Scrovegni. Eredita un'immensa fortuna e una pessima fama, perché comunque era conscio e consapevole in parte del scorretto utilizzo del denaro che era stato fatto dal padre. Nel suo testamento lui ricorda e il padre e anche il nonno Ugolino. E Reginaldo però non è quel spregiudicato usuraio così come ci è stato raccontato finora, perché nella Padova del 200 e del 300 chiunque avesse denaro lo prestava. E tant'è che i documenti ci dicono che anche dei professori, anche degli osti, anche dei medici, che chiunque avesse denaro insomma lo metteva a disposizione. Altri documenti ci dicono che il tasso di interesse che era applicato dagli Scrovegni non era poi così alto rispetto a quello che invece era applicato dallo stesso comune di Padova, che era tra i clienti dello Scrovegni, così come il comune di Vicenza, così come, sempre ci dicono i documenti, i capitani di Treviso, i da Camino. Insomma, lo Scrovegni Reginaldo era anche feudatario del vescovo, non poteva permettersi, diciamo, di essere un usuraio spregiudicato. I documenti ci dicono che la famiglia godeva di un certo livello di prestigio economico, politico e sociale, e che non avevano bisogno di grandi azioni per ricercare l'affermazione, appunto, l'affermazione sociale. Tra l'altro Reginaldo Scrovegni sarà responsabile del cambiamento del cognome, perché in origine la famiglia è la famiglia Saurelli o De Saurellis, e alla metà del 200 Reginaldo Scrovegni muterà il cognome in Scrovegni, molto probabilmente facendo riferimento ad un soprannome, come era consuetudine, un soprannome che era dato alla famiglia a partire da alcune proprietà che avevano. Sembra che una località indicata come Peta de Scruffa abbia dato poi origine al cognome Scrovegni, al soprannome Scrovegni, che poi è diventato appunto il cognome di famiglia. Tra l'altro è sempre Reginaldo a scegliere lo stemma di famiglia, che non è una scrofa azzurra in campo bianco, così come ci è stato tramandato finora, ma si trattava di un cinghiale messo in posizione rampante, quindi in ascesa, diciamo, con le zanne. Il cinghiale era un simbolo di forza, di potenza, un simbolo appunto associato al potere. Solo in un secondo momento è arrivata l'accezione negativa appunto di associare al cognome Scrovegni il simbolo della scrofa, che è da sempre considerato un animale immondo e un animale appunto sporco, però di questo magari parleremo più tardi. Reginaldo Scrovegni insegna al figlio l'importanza di tessere delle ottime relazioni sociali con il clero e con la nobiltà, e gli insegna anche il valore monetario per quanto riguarda la ricerca di un'ascesa politica. Tra l'altro Enrico Scrovegni nasce in un palazzo che vi mostro con la prossima foto, che è un palazzo che si trova in centro a Padova.
per i padovani sarà un edificio noto, mentre per chi non è di Padova questo è il palazzo che oggi sede della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, si trova in corrispondenza di Piazza Duomo, vicino alla cattedrale. È un palazzo che, come vediamo, nelle sue forme rifacimento del Cinquecento, anche se il portico nella parte inferiore doveva essere già esistente nel Trecento. Ecco, questo palazzo fu sede del secondo Monte di Pietà di Padova, Monte di Pietà Nuovo, mentre il primo Monte di Pietà, i Monti Vecchi, si trovava invece in Contrastramaggiore, che è oggi via Dante, per intenderci. Ecco, su quest'area, già a partire dalla metà del XII secolo, esistevano delle proprietà che erano afferenti appunto alla famiglia degli Scrovegni. Quindi è un po' emblematico e suggestivo il fatto che lo Scrovegni nasca all'interno di un palazzo che successivamente diventerà appunto la banca di Padova. Andando avanti vi posso far vedere anche lo stemma della famiglia degli Scrovegni, che è appunto la scrofa di cui vi parlavo prima, messa in posizione rampante, insomma, di profilo. Insomma, Enrico Scrovegni è un ricco banchiere che non si contenta di essere l'uomo più ricco di Padova, ma conduce anche, proprio perché gliel'aveva insegnato il padre, una ottima politica di affermazione e di autocelebrazione anche attraverso i matrimoni. Sceglierà due mogli altolocate. La prima sposa è una sorella di Ubertino da Carrara, di cui si ignora il nome, e in seconde nozze sposerà Jacopina d'Este, che si trova sepolta all'interno anch'essa della Cappella degli Scrovegni. Quindi vedete, sceglie sempre, ha scelto comunque due nomi afferenti alla nobiltà padovana, ma non si contenta di scegliere soltanto per sé, sceglie anche per i figli e per i nipoti. Infatti sappiamo che una nipote è data in sposa a dalla Scala, mentre un'altra nipote invece è data in sposa a una rappresentante della famiglia dei Carraresi. È un ambizioso mercante e banchiere, aveva delle altissime ambizioni a diventare signore. Infatti sappiamo che inizialmente appoggia la famiglia dei Carraresi, la politica carrarese, ma in un secondo momento si trova in contrasto con i Carraresi, quando i Carraresi invece si dimostreranno avversi alla politica degli Scaligeri. Questo porterà lo Scrovegni ad allontanarsi a Padova, innanzitutto inizialmente come un esilio volontario, si trasferisce a Venezia, dove comunque era già diventato cittadino onorario nel 1301, vi si trasferisce in esilio volontario tra il 1320 e il 1328. Successivamente nel 1328 tornerà a Padova, però per un breve periodo, per una brevissima parentesi, perché il ritorno a Padova di Marsilio da Carrara lo spingerà di nuovo e definitivamente in laguna. Infatti sarà là che poi rimane e sarà a Venezia che lo Scrovegni morirà nel 1336, il 30 agosto del 1336. Qualche mese prima, a marzo del 1336, aveva scritto il suo testamento, che è rivelatore di molti tratti del suo carattere, della sua personalità. Già attraverso le scelte che lui fece, che vi ho elencato, parte delle vicende biografiche che vi ho narrato, di sicuro avrete intuito che si trattava di una persona che aveva delle grandi ambizioni, che fa appunto dell'attività monetaria uno strumento
di ascesa politica e probabilmente in questo contesto, entro questo contesto si inserisce anche la costruzione stessa del palazzo e della Cappella Palatina, cioè la costruzione della sua dimora così sontuosa e così decorata, una cappella così decorata soprattutto a Padova, servivano a dimostrare ai padovani il nuovo livello sociale ed economico che aveva raggiunto in città, ed era anche uno strumento per ostentare il suo potere e per apparire come non soltanto come un uomo ricco, ma anche come un pio mecenate e come un benefattore. Qualcuno però potrebbe dirmi, però Alice, noi sappiamo che la Cappella degli Scrovegni è stata costruita da Enrico Scrovegni per in qualche modo redimere la memoria e la pessima reputazione della famiglia Scrovegni a causa della condotta di Reginaldo, che è considerato da Dante come l'usuraio peggiore dell'Italia del tempo. Tant'è che appunto qui vi ho messo questa immagine che ci mostra nella parte centrale, l'immagine precedente ci mostrava nella parte centrale appunto questo Reginaldo che è contrassegnato con lo stemma di famiglia, eccola qui la scrofa azzurra su sfondo bianco, lo stemma di famiglia che è riprodotto sul sacchetto di denari che porta al collo, quindi si avverte un po' anche a livello iconografico, diciamo, il disprezzo di questa famiglia che Dante nutre nei confronti di Reginaldo, che ha fatto della moneta, dell'accumulazione dei denari una ricchezza personale a discapito del benessere della vita delle persone. Infatti Reginaldo Scrovegni è collocato all'inferno da Dante nel settimo girone, nel settimo girone che è appunto quello dei nobili usurai, nel 17° canto dell'inferno. E vi ho riportato nella prossima slide anche alcune parole appunto che vengono citate nell'inferno, nella Divina Commedia, perché Reginaldo è l'unico usuraio che osa rivolgere la parola a Dante e appunto che d'una scrofa azzurra e grossa segnato aveva il suo sacchetto bianco mi disse: che fai tu in questa fossa? Or te ne va, e perché se vivo anco sappi che il mio vicino vitaliano sederà qui dal mio sinistro fianco. Con questi fiorentini son padovano. Ecco, con queste parole appunto Reginaldo diciamo che si identifica, si presenta come l'usuraio padovano indicato, segnalato con lo stemma della scrofa, quindi lo stemma degli Scrovegni secondo Dante. E a queste parole Dante neanche risponde, si allontana in qualche modo, non dando peso, non dando importanza alle parole di Reginaldo. C'è da dire però che la Divina Commedia è stata scritta in un secondo momento rispetto alla costruzione della cappella, e a meno che Enrico non avesse la capacità di predire il futuro, non poteva essere a conoscenza del disprezzo che Dante poi riserverà alla sua famiglia. Si è calcolato infatti che la Divina Commedia sia stata scritta tra il 1306 e il 1307, l'Inferno non prima del 1309, quindi sicuramente dopo la costruzione e la decorazione della cappella. Anche se universalmente noto, si scrive un po' ovunque che la cappella è stata intesa come espiazione
come volontà di chiedere perdono, come un tentativo di togliere la colpa o l'ombra anche della colpa o di macchiarsi dello stesso peccato, diciamo, da parte di Enrico Scrovegni, appunto. C'è da dire che secondo le ultime interpretazioni la Cappella degli Scrovegni è stata voluta da Enrico Scrovegni come volontà di dimostrare che ricco è bello e che il denaro può essere anche utilizzato in un modo corretto per ottenere appunto per la carità e per la grazia nei confronti della religione, nei confronti di Dio. Ecco perché la Cappella degli Scrovegni non è soltanto un risultato di un ottimo intervento artistico, ma anche un risultato di fede, di liturgia e di religione che è frutto del tempo che l'ha prodotta. Secondo appunto questa ultima interpretazione, l'accezione negativa che è stata data alla famiglia dello Scrovegni sarebbe da far risalire a Giovanni da Nono, che è uno scrittore padovano, un cronista padovano, che tra il 1318 e il 1320-25 scrive la sua Visio Egidi, che è un testo nel quale si possono riconoscere tantissimi edifici della Padova del Trecento, oltre che tantissime famiglie della Padova del Trecento. Ecco, Giovanni da Nono non nutre molta simpatia nei confronti degli Scaligeri e in questo testo che è ricco di parole velenose e di maldicenze nei confronti degli Scrovegni, a causa di questo testo, diciamo in virtù di queste parole, sarebbe da far risalire poi l'accezione negativa che è stata data alla famiglia intera degli Scrovegni. C'è da dire anche che Dante, che scrive più tardi, è molto legato alla famiglia anche degli Scaligeri, che erano, come è risaputo, i principali nemici della famiglia dei Carraresi. A questa conclusione si è arrivati anche perché appunto i documenti del tempo dimostrano come la famiglia degli Scrovegni fosse invece ben vista e che godesse appunto di questo buon prestigio sociale, politico di cui abbiamo già parlato. Quindi la cappella deve essere intesa come un gesto di propaganda politica, scevra da sensi di colpa e lontana da qualsiasi forma di pentimento. Infatti Enrico Scrovegni non dimostra nelle sue parole, nelle parole del suo testamento, nessun tipo di pentimento nei confronti appunto delle sue azioni, ma anche gli affreschi in qualche modo ci suggeriscono questa fierezza di aver costruito la cappella a sue spese. Le prossime immagini, nelle prossime slide, infatti vi ho proposto la visione d'insieme del giudizio universale, che come vedete si sviluppa sopra la porta che un tempo era d'ingresso dei fedeli, perché la cappella di fatto diventa una chiesa aperta al pubblico, e poi vi ho messo anche il particolare dell'offerta ingrandito, proprio per farvi vedere come lo Scrovegni qui utilizza una iconografia, sceglie un'iconografia che al tempo era consona soltanto ai papi e ai regnanti. Qui è la figura di committente che si mostra inginocchiato al cospetto della Vergine Maria, che si trova al centro del gruppo di tre santi, appunto, che la titolazione a lei è dedicata la cappella che lo Scrovegni le sta porgendo, però lui si è riprodotto
con dimensioni reali, non si è riprodotto in miniatura come il piccolo committente, come era solito vedersi appunto al tempo, no, si è riprodotto a grandezza naturale e tra l'altro si è fatto raffigurare dalla parte dei beati, non dalla parte dei dannati. A sostenere il modellino noi abbiamo sulla destra un chierico, un canonico, un rappresentante dei chierici agostiniani, che era a loro era alla compagnia degli agostiniani, alla confraternita, scusatemi, degli agostiniani era data la gestione della Cappella degli Scrovegni proprio grazie alle donazioni dello Scrovegni stesso, che quindi vanta il diritto di giusto patronato sulla cappella, conferma nel suo testamento tutti i beni, sia fondiari che tutto l'arredo liturgico, e si dimostra molto fiero di poter mantenere la comunità di chierici e di canonici che dovevano di fatto officiare la cappella stessa. Abbiamo già detto che al centro vi è la Vergine Maria, a sinistra vi è l'Apostolo Giovanni e a destra l'altra figura femminile è stata indicata come Sant'Orsola, che è una vergine martire, anch'essa, e a Sant'Orsola Enrico degli Scrovegni aveva già dedicato alla figura di Sant'Orsola, aveva già dedicato una precedente cappella con convento, quindi la cappella di Sant'Orsola, che si trovava nell'area dell'attuale Parco delle Roncaiette e che l'aveva commissionata, fatta costruire a partire dalla fine del 200, a partire dal 1294. Adesso non rimane pressoché nulla, diciamo. E, ecco, Sant'Orsola è probabilmente inserita all'interno del Giudizio Universale proprio per ricordare ai padovani un precedente atto di donazione e di mecenatismo che l'aveva già coinvolto. In realtà questo particolare d'affresco ci mostra anche un dettaglio della cappella stessa, un dettaglio architettonico che di fatto non è stato eseguito. Come vedete, il modellino della cappella ci presenta un giro di cappelle nell'area absidale o nell'area presbiteriale o un probabile transetto che poi non sono stati realizzati, perché se con la prossima slide potete invece vedere che il costruito è effettivamente diverso. Vi ho riproposto una delle immagini dalle quali siamo partiti, quindi la nostra cappella vista dall'esterno. È la stessa facciata che stiamo notando con due angolazioni diverse. Insomma, questo giro di cappelle, questo transetto raffigurato ad affresco di fatto non è presente, non sono presenti oggi nell'altato. Quindi che cosa è successo? È improbabile che l'affresco sia stato eseguito ancora prima che fossero finiti, diciamo, i lavori di muratura, tant'è che la datazione proposta per l'area presbiteriale e absidale è addirittura tarda, avviene in un secondo momento rispetto, è considerata più tardi rispetto alla datazione degli affreschi. Ecco, noi sappiamo anche che nel 1305, il 9 gennaio del 1305, i vicini eremitani, gli agostiniani eremitani che si trovavano nella vicina chiesa appunto dedicata a San Giacomo della chiesa degli eremitani, San Giacomo e Filippo, scrivono al Papa, scrivono al vescovo Pagano della Torre lamentando
la conduzione dei lavori da parte dello Scrovegni. Citano la presenza di un campanile che anch'esso oggi noi non vediamo più. Allora, questo documento di inizi 1305 ci permette anche di capire un po' che cosa pensavano i frati accanto, come vivevano questa vicenda della costruzione della cappella, e dal documento percepiamo una sorta di lamentela, anzi a gran voce, diciamo. Gli eremitani lamentano la costruzione del campanile e la presenza di campane che avrebbero determinato un danno per la loro congregazione, per la loro chiesa, un danno considerato quasi un'offesa. Lamentano la conduzione dei lavori, questo piccolo oratorio, questo piccolo mausoleo si sta trasformando in una grande chiesa con indulgenza plenaria, ma molto probabilmente, cita appunto il documento, è la vanagloria, è il desiderio di autoaffermazione che ricerca Enrico Scrovegni, probabilmente loro l'avevano già capito, piuttosto che la lode e la grazia nei confronti di Dio. Ecco, loro lamentano la conduzione dei lavori e chiedono al vescovo Pagano della Torre di poter vedere il documento di concessione edilizia che era stato firmato qualche anno prima, appunto nel 1302. Noi non sappiamo come sia finita poi questo tipo di conversazione, ma sono stati ritrovati dei documenti presso la biblioteca capitolare di Udine, in cui il vescovo Pagano della Torre invita gli eremitani a non disturbarlo più con questo tipo di lamentele per iscritto. Di fatto però sappiamo che il campanile non è stato realizzato, non è più stato eseguito, e molto probabilmente non è stato più eseguito nel transetto e il giro di cappelle che voi vedete invece rappresentato ad affresco. E forse proprio perché c'è stato un ripensamento, una trasformazione rispetto al progetto iniziale, Giotto potrebbe aver inserito i due coretti dipinti che si trovano appunto in corrispondenza dell'arco trionfale, e ve li ho inseriti nella prossima slide. Eccoli qui, allora li vedete accoppiati, diciamo, sulla sinistra, ma di fatto, e lo vedete bene con l'immagine di destra, si trovano a sinistra e a destra dell'arco trionfale. Ecco, questi due coretti, che sono un esercizio prospettico incredibile per il tempo, potrebbero rappresentare, secondo l'interpretazione che è stata data dagli storici dell'arte, quel transetto che poi non è più stato realizzato. Quindi Giotto che ci inserisce uno spazio aperto laddove in realtà non vi era. E con la prossima slide siamo arrivati quasi a conclusione del nostro racconto. Abbiamo, come vedete, la tomba di Enrico Scrovegni che si trova in corrispondenza dell'abside, e qui volevo condurmi verso la conclusione facendo riferimento proprio alle parole di Enrico stesso che sono state inserite nel suo testamento. Lui dice: prima di tutto io, Enrico Scrovegni, figlio del fu Ser Rinaldo Scrovegni, cittadino di Padova e di Venezia, eleggo la sepoltura del mio corpo in e presso la chiesa di Santa Maria della Carità dell'Arena di Padova, cioè nel monumento costruito da me, e in quello stesso luogo, chiesa e monumento che io, per grazia di Dio, ho costruito a mie proprie spese, se al tempo della mia morte sarò a Padova o in un altro luogo da cui sia possibile che il mio corpo sia trasportato nella detta chiesa. Vi ricordo che quando scrive il testamento Enrico si trova lontano dal suo palazzo e lontano dalla sua cappella, si trova a Venezia.
e fa di tutto per ricordare il fatto che voleva ritornare appunto presso la sua cappella, lo ricorda più volte nel suo testamento. Continua dicendo che le spese della traslazione del mio corpo per la tumulazione nella citata chiesa dell'Arena da un'altra chiesa, come già detto, e per essere lì seppellito subito come primo luogo, se così a me sarà concesso, non devono superare la somma di 100 ducati o fiorini presi dai miei beni, così come i miei esecutori stabiliranno, purché la spesa totale non superi i 100 ducati. Ordino e desidero che se il mio corpo sarà sepolto in un posto diverso dalla chiesa dell'Arena, sia comunque il prima possibile trasportato per la tumulazione all'Arena. Insomma, è evidente la sua ansia, la sua preoccupazione di non poter tornare presso la cappella che lui aveva commissionato inizialmente con un intento palese, di tipo pratico, utilitaristico, di essere appunto la cappella dove ricordare la memoria dei defunti della sua famiglia, quindi tomba per sé e per i suoi familiari, e volontà che poi viene sicuramente, si trasforma, a questa se ne affianca un'altra, quando il suo pubblico ruolo, diciamo, diventerà sempre più evidente, quindi da piccolo oratorio in realtà si trasforma in chiesa. Il testamento che lui scrive, nel testamento che lui scrive, ordina, esige, fa riferimento ai beni, fa riferimento alla comunità di chierici, di canonici, conferma tutti i suoi beni, quindi è un testamento in cui si percepisce benissimo che lui è molto fiero di aver costruito questa cappella, appunto intesa come propaganda politica. Non c'è nessun tipo di pentimento, non c'è nessuna sensazione di pentimento o di risentimento che nasca appunto dall'interpretazione delle parole che sono state utilizzate nel suo testamento che appunto ha scritto. Tra le varie espressioni che lui usa, indica che la Chiesa non potrà mai essere venduta, ma sarà preservata per l'onore di Dio e del comune di Padova e di Venezia. Ebbene, grazie a queste parole, quindi grazie alle parole di Enrico stesso, è stato possibile da parte del comune di Padova dimostrarsi come l'attuale proprietario della cappella nel momento in cui il comune esige che la cappella venga ceduta dagli ultimi proprietari Gradenigo nel 1880. I Gradenigo da tempo dimostravano poco interesse e incuria nei confronti del palazzo che di fatto demoliscono e nei confronti della Cappella degli Scrovegni. Infatti gli affreschi non erano manutentati, non c'era nessun tipo di cura nei confronti della manutenzione degli affreschi, e quindi già dal 1817 il comune di Padova, i cittadini padovani, gli intellettuali del tempo iniziano un carteggio che è molto passionale, che è molto delicato, perché appunto avevano già capito l'importanza civica di questo monumento e quindi chiedevano a gran voce che si potesse intervenire per salvare appunto gli affreschi. Alla fine nel 1880, solo nel 1880, i Gradenigo riusciranno a cedere la cappella, ma senza dimostrare di essere proprietari della cappella stessa, proprio per le parole che Enrico stesso aveva utilizzato nel testamento. Lui l'aveva eretta per i padovani, affinché i padovani appunto potessero trarne vantaggio. La cappella degli Scrovegni, non appena è passata nelle mani appunto del comune di Padova, ha subito diversi restauri, innanzitutto di tipo conservativo, diciamo, per cercare di
di salvare il possibile, visto l'alto livello di degrado. Poi uno degli affreschi, uno dei restauri più importanti è stato quello che ha caratterizzato gli ultimi decenni, la fine degli anni 90 e del 2000 appunto, fino ad arrivare alla titolazione UNESCO nel 2006. Ecco, io avrei concluso per quanto riguarda la parte di narrazione. Spero di avervi fatto capire che ci sono diverse chiavi interpretative per quanto riguarda la Cappella degli Scrovegni, che hanno a che fare anche con la storia delle storie che l'hanno prodotta. C'è una prima chiave interpretativa. La Cappella degli Scrovegni è indubbiamente dedicata a Santa Maria della Carità, quindi è la storia della salvezza dell'uomo, della salvezza di Dio che si è fatto uomo, appunto, e attraverso gli affreschi di Giotto questa sofferenza è laicizzata, è umanizzata, ma è anche il frutto di un'ottima politica, diciamo, di autoaffermazione sociale che porta lo Scrovegni ad essere ben visto rispetto alla comunità di padovani e non soltanto, tant'è che oggi noi siamo ancora qui a parlare del suo più grande affare, che è anche un titolo di un libro di Chiara Frugoni che è stato pubblicato nel 2008. Ecco, io sono a disposizione delle domande, quindi vediamo se ci sono dei dubbi per quanto riguarda quello che abbiamo appena visto insieme. Se avete delle domande vi invito a farle. Nella chat non ne vedo nessuna. Non c'è nessuna domanda? No, io non vedo nessuna domanda, nessuna curiosità, qualcosa che magari ho trattato in modo... Ecco, Maddalena chiede, scusatemi perché non la vedo più la domanda, quindi la riprendo. Se vuoi, l'hai presa. Maddalena chiedeva il passaggio del transetto perché c'è nell'affresco e perché poi non è stato più rappresentato. Ecco, la decorazione parietale si conclude entro il 1305 e viene realizzato appunto il modellino dell'arena così come doveva essere, quindi anche dotato di transetto. Ma in un secondo momento la protesta degli eremitani, quindi dei vicini di casa dello Scrovegni, porta Enrico a ripensare il suo progetto e quindi a togliere il campanile e a non realizzare probabilmente quel transetto che era stato pensato in fase progettuale e quindi inserito anche negli affreschi. Probabilmente da parte sua c'è una sorta di sensibilità comunque ad accogliere una lamentela di vicini di casa che si sentivano offesi e in qualche modo oltraggiati dalla presenza di una chiesa così riccamente decorata e che era già visitata da tantissimi fedeli in virtù dell'indulgenza plenaria. C'è da dire anche tuttavia che le lamentele degli eremitani sembrano non essere totalmente disinteressate, cioè probabilmente anche la loro preoccupazione si trova al di fuori di un contesto spirituale, insomma, ecco. Perché appunto la maggior parte dei fedeli probabilmente frequentava di più la
la Cappella degli Scrovegni piuttosto che la Chiesa degli Eremitani, quindi si sentono in qualche modo sentono che qualcosa è stato loro sottratto. Ecco perché chiedono di vedere anche il documento di concessione a costruire. C'è un'altra domanda? C'è una domanda, Alice, di Stefania, scusami. Sono ancora discendenti della famiglia Scrovegni. Allora, in realtà questa è una domanda molto curiosa. Ti dirò che non so se a Padova o nel Veneto ci siano dei discendenti degli Scrovegni. Su questo sicuramente mi posso documentare, me lo annoto per la prossima volta e lo affrontiamo insieme. Di sicuro so che la famiglia degli Scrovegni tra il 400 e il 500 si è stabilita in Francia. Quindi può essere che dei discendenti ci siano ancora, però non in Italia. Su questo posso indagare e se non ti dispiace magari vi porto testimonianza la prossima volta. Grazie che Stefania l'hai comunque citato. Esiste un mecenate simile allo Scrovegni nella storia dell'arte in Veneto, riferito ad altre epoche storiche o riferito alla stessa epoca, Anna? Beh, c'è da dire che tantissime, va bene, perfetto, ho visto la risposta di Stefania. Beh, c'è da dire che tantissime famiglie nobili, aristocratiche nel corso dei secoli medievali, ma anche oltre nei secoli rinascimentali, hanno concentrato gran parte delle loro richieste per costruire dei monumenti religiosi che fossero a memoria anche della famiglia. Ce ne sono sicuramente tante a Padova, possiamo vedere anche tantissimi monumenti sepolcrali anche all'interno della Basilica di Sant'Antonio, ma anche tante famiglie di aristocratici vicentini che all'interno della chiesa di Santa Corona hanno un po' fatto a gara, diciamo, con la costruzione di altari o cappelle dedicate che erano anche cappelle funerarie, diciamo. Poi non so se la tua domanda sia riferita ad un'epoca specifica, al contemporaneo rispetto che ai secoli passati. Ci sono altre domande? Che però non vedo. Sì. Nel medesimo periodo, quindi nel 300, nel 300 non possiamo non citare, eccomi, scusatemi, non possiamo non citare i Carraresi. Non possiamo non citare i Carraresi con il coinvolgimento di Guariento, ad esempio, pittore di corte della Regia Carrarese, o anche Francesco il Vecchio con la moglie Fina Buzzaccarini che fanno decorare il battistero di Padova con dei bellissimi affreschi che sono stati realizzati da Giusto de Menabuoi. Siamo in una seconda fase, siamo nella seconda metà del 300 e Giusto de Menabuoi è considerato, diciamo, un seguace di Giotto, è uno degli artisti che imparano dalla rivoluzione appunto di Giotto e la fanno propria secondo del loro linguaggio, però sì, la famiglia degli Scrovegni può essere sicuramente a ragione considerata come un'altra famiglia di mecenatismo, anch'esse utilizzate, anche in questo caso utilizzate per
un'ascesa politica, chiaramente. Vi ricordo che il battistero era stato scelto come mausoleo di famiglia, appunto, da parte di Fina Buzzaccarini, che era moglie di Francesco il Vecchio. Bene, grazie Anna, ho visto la tua risposta. Non so se ci siano altre domande, altri dubbi. Non vedo nient'altro. Katia, hai qualcosa da aggiungere? No, direi grazie Alice, grazie per questa prima lezione, anche perché appunto non è semplice, ecco, soprattutto da guida, quindi abituata al rapporto anche diretto con le persone, tenere questa lezione online. In ogni caso, se vi verranno in mente altre domande potete scriverci e contattarci tramite la mail, quindi rimaniamo a disposizione. Caricheremo poi nei prossimi giorni, domani se riusciamo, già la registrazione sul nostro sito, per cui anche se avrete voglia di rivederla o di magari consultare altri passaggi potrete farlo. Direi che è tutto per questa prima lezione e buona cena per chi deve cenare e a presto. Grazie a tutti. Bene, grazie a tutti e quindi alla prossima. Ciao. Grazie grazie. Federica, grazie Donata. Ciao. Ciao. Ciao Maddalena, grazie. Ciao Cecilia, grazie a te di esserti collegata Ciao, dalla ciao. Francia. Ciao Marica. Ciao, ciao, grazie. Ciao, grazie a voi, buona serata. Grazie. Grazie Federica del complimento, è stata una bella esperienza, dai. Bene. Possiamo parlarti? Sì. No. Sì, no, non so. Sì, sì, si può parlare. Noi avevamo disattivato, diciamo, l'audio, ma in realtà vedo che non lo avevamo disattivato per assicurarci una buona connessione, però in realtà sì. Allora, grazie mille per questo, direi, cibo intellettuale in tempo di Covid. Grazie Cecilia, bello sentire un accento francese. Per noi poveretti che non possono venire in Italia in quel momento, era proprio un vero piacere sentirvi. Grazie, ma deve essere inteso come un invito, chiaramente, non può essere sostitutivo di una visita, che vale sempre la pena. Magari se potesse. Speriamo presto, dai Cecil, speriamo. Speriamo, speriamo. Ciao. Ciao, grazie e beh, a presto comunque. Ciao, ciao. Allora, se non avete altre domande o curiosità, quindi chiudo il webinar. Buona serata a tutti. Ciao. Ciao, arrivederci. Buona serata. Ciao, buona serata. Salve.